Attenzione a tutti, la libertà è veramente in pericolo con questi matti. I 5 Stelle sono matti, non hanno una responsabilità. Un attacco senza precedenti alla componente pentastellata del governo arriva dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A far scattare il primo cittadino la polemica tra il vice premier Luigi Di Maio e il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, reo di aver criticato il DL Dignità. Matteo ha detto una cosa, ricostruisce Brugnaro, l'hanno sentita come una protesta e allora tutti quanti addosso l'hanno minacciato. E questa cosa è l'ennesima vergogna che è successa. Il presidente Zoppas ha fatto delle affermazioni assolutamente libere, dignitose, rispettose tra l'altro, che forse hanno urtato la sensibilità di qualcuno, o ti va bene che fai protesta solo tu, e se io ti rispondo non va bene. Questa si chiama libertà e democrazia, dobbiamo difendere, per cui massima solidarietà al presidente Zoppas e guai a chi lo minaccia. Poi ogni giorno un ministro dice una cosa e un altro ne dice un'altra, rincara da dose il sindaco. Non è questo il modo di governare. In campagna elettorale non hanno detto faremo questo, hanno detto tutto a tutti per prendere voti. È facile protestare e offendere, si fa presto a distruggere e nel costruire conclude che non mi sembrano particolarmente efficaci.